Buonasera, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Ci sono più di 30 persone in isolamento, tra queste 16 positive dopo aver partecipato in Francia alle Deux Alpes a un modulo del corso Maestri di Sci organizzato dal Collegio Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto il punto con il responsabile della formazione del Collegio regionale Alessandro Pandolfo. Sono 14 accertati, probabilmente 16 visti i sintomi accusati da altri due, gli allievi maestri di sci alpino e snowboard della nostra regione che sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato al terzo modulo tecnico del corso di formazione per maestri di sci dedicato al freestyle alle Deux Alpes in Francia. Sono parte di un gruppo di 38 allievi maestri dal Friuli Venezia Giulia, inserito in un gruppo ancora più numeroso formato da 73 atleti provenienti anche da altre regioni. Complessivamente al momento sono una trentina i contagiati, sono tutti rientrati nelle proprie località di residenza. La decisione da parte del Collegio regionale di maestri di sci del Friuli Venezia Giulia di sospendere il corso è stata comunicata questa mattina attraverso una nota dove si è spiegato come la decisione fosse stata legata all'insorgere di sintomi febbrili in alcuni partecipanti al corso nella mattinata di venerdì. Gli allievi maestri erano arrivati nella località francese domenica sera e sarebbero dovuti rimanere fino a ieri pomeriggio. Giovedì sera alcuni avevano accusato mal di gola, poi venerdì mattina qualcuno aveva la febbre e da lì la decisione immediata di mandarli a casa e poi di sospendere il corso. Tutto questo spiegano nonostante le misure prese in ingresso, ovvero il test negativo e la certificazione di avvenuta vaccinazione, conosciuta come Green Card, e anche il tentativo di creare all'interno della struttura alberghiera la cosiddetta bolla. Anche un istruttore vaccinato è risultato positivo. Intanto vediamo i dati di oggi in Friuli Venezia Giulia dal punto di vista Covid, con 1634 tamponi molecolari eseguiti che hanno portato all'individuazione di 10 nuovi contagi, 1530 i test rapidi, 6 i casi rilevati. Non si sono registrati decessi, non c'è alcun ricovero in terapia intensiva, i pazienti ricoverati in altri reparti sono 9, 239 le persone in isolamento, non si sono registrate positività tra il personale del sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani. Causa il diffondersi della variante Delta, le tanto agognate vacanze sembrano complicarsi per gli italiani e per i corregionali, anche per chi aveva ad esempio scelto la Croazia e sta trovando code al rientro, ma a livello internazionale ci sono anche problemi per alcune categorie professionali, in particolare con gli Stati Uniti. Sentiamo. Lo spettro della variante Delta sull'estate, con un aumento dei contagi a livello nazionale, restano basse le ospedalizzazioni e le regioni sembrano aver trovato ascolto da parte del governo con l'apertura del ministro Speranza sui criteri per il cambio di zona, un pressing portato avanti in maniera decisa anche dal presidente della conferenza delle regioni Fedriga. Per finire in zona gialla, oltre a superare i 50 contagi ogni 100.000 abitanti, Speranza avrebbe individuato due limiti: il 5% dei posti occupati in terapia intensiva e il 10% nei reparti di medicina. Le regioni chiedono il doppio e sperano in un accordo a metà strada. Resta il fatto che gli ultimi dati spaventano gli italiani, tanto che le stime della Federazione delle Imprese di Viaggio segnano un crollo del 50% delle prenotazioni per le vacanze e un boom di cancellazioni. Sempre meno connazionali e corregionali si spingeranno fuori dai confini e ora per il Friuli Venezia Giulia anche la Croazia diventa un problema, lo dicono le lunghe code per i controlli al valico con la Slovenia che si sono registrati dopo il ritorno in zona arancione del paese balcanico. Non ci sono però solo storie di vacanze nei problemi a superare i confini. Un assistente all'infanzia originario della provincia di Gorizia ha infatti raccontato all'ANSA di aver perso il suo lavoro negli Stati Uniti. In un periodo in cui diversi italiani sono bloccati in paesi stranieri, ha detto la 33enne, c'è anche chi invece non può tornare al lavoro nello stato in cui risiede, nella fattispecie Washington DC. Questo perché la sua professione non rientra
mentre tra quelle considerate essenziali dagli Stati Uniti, così dice come quella di investitori, artisti e dipendenti di aziende italiane trasferiti in filiali negli Stati Uniti, che come lei non possono rientrare a causa del travel ban. Il governo dovrebbe occuparsi di queste situazioni e aiutarci, chiede dunque la donna nel racconto all'agenzia di stampa. Suscita intanto reazioni trasversali di disapprovazione quanto detto in un'intervista a Repubblica dal capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Lollobrigida, che appunto ha affermato di consigliare i vaccini non alle persone sotto i 40 anni in vista la letalità quasi inesistente. Per la deputata e coordinatrice di Forza Italia del Friuli Venezia Giulia Sandra Savino è un atto irresponsabile, stiamo registrando un'impennata di casi che rischiano di riportare in giallo diverse regioni e abbiamo la prova scientifica che la quasi totalità dei nuovi ricoverati non è stato vaccinato e dunque la via per scongiurare nuovi lockdown è solo la vaccinazione. Per parte PD si fa sentire la senatrice Roitz che definisce le parole di Lollobrigida semplicemente pericolose per la salute pubblica perché inducono a credere che per qualcuno il vaccino sia da evitare, mentre invece bisogna convincere più persone possibili a vaccinarsi. Chiudiamo la pagina Covid per aprire quella del caso delle mense dei centri estivi nel comune di Udine con la Lega regionale che si schiera al fianco del sindaco di Udine Fontanini, con le parole del coordinatore regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia e europarlamentare Marco Dreosto, che in una nota scrive di voler esprimere tutta la fiducia del movimento a Fontanini e la stima per il lavoro svolto fino ad ora per la città. Rimettendo le deleghe, l'assessore Battaglia ha agito con senso di responsabilità nei confronti della giunta comunale di tutti i cittadini udinesi. Ora aspettiamo, continua Dreosto, che la magistratura faccia il suo corso. Spiace vedere tentativi di utilizzare questo singolo caso per screditare l'operato della giunta sia da parte dell'opposizione che da parte di altri soggetti in cerca di visibilità. Così chiude l'europarlamentare della Lega. C'è un intervento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella sul tema della sanità nella destra tagliamento, in particolare le notizie che riguardano l'assenza della guardia medica notturna, notizie che dice attestano, se ancora ce ne fosse bisogno, il declino della sanità nel Pordenonese. Una situazione inaccettabile per il pentastellato, situazione dice che priva i cittadini di un fondamentale presidio di salute e che aumenta la pressione sul pronto soccorso degli ospedali, favorendo la migrazione di pazienti verso il Veneto. L'inerzia della giunta regionale è imbarazzante, suona come un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto. Così chiude. È stato trovato senza vita questa mattina in un canale annegato il 93enne di Variano, Bruno Feruglio, che non dava più notizie di sé dalla notte tra venerdì e sabato. L'allerta era stata data dai parenti che non l'avevano visto rientrare a casa, aveva fatto scattare il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, che appunto questa mattina ha dato il tragico esito. Ed è grave un uomo di 45 anni di Cervignano che ieri sera sulla translagunare tra Grado e Aquileia all'altezza di Belvedere ha perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando, finendo contro il guardrail e poi cadendo sull'asfalto, riportando ferite molto serie che l'hanno fatto trasportare in codice rosso all'ospedale di Udine. Soccorsi in montagna per un uomo di Treviso che stava facendo una camminata assieme alla moglie lungo il sentiero 975 che conduce al Monte Castello. È caduto per una ventina di metri procurandosi varie contusioni ed escoriazioni. Sono stati inviati i soccorritori della stazione di Maniago e vigili del fuoco che hanno atteso al campo base di Andreis l'arrivo dell'elisoccorso regionale che poi ha recuperato l'uomo condotto in seguito in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Ora parliamo del monumentale organo Nachini del 1750 che è stato protagonista di un concerto a Muzzana inserito nel Festival Internazionale Friulano Giovan Battista Candotti.
Per il 7° concorso internazionale Organi Storici del Basso Friuli, la chiesa parrocchiale di Muzzana ha ospitato una serata del Festival Internazionale Friulano Giovan Battista Candotti, organizzato in triplice accordo fra questo comune della Bassa Friulana e l'Accademia Organistica Udinese. Oltre alla presentazione del citato concorso organistico, era prevista la celebrazione della festa votiva del Perdonut, istituita nel corso della Prima Guerra Mondiale, nonché la commemorazione di Pietro di Mattia, cittadino muzzanese recentemente scomparso, che con la sua ultrasessantennale partecipazione attiva nei cori della comunità è stato ad esempio nell'amare il bel canto e la musica che lo hanno reso emblematico nel sostenere la causa del concorso organistico. È proprio questo storico strumento a canne ad avere catturato l'attenzione della serata speciale, dal momento che la chiesa parrocchiale di Muzzana conserva un Nacchini del 1750 nella sua originale integrità per qualità timbriche, purezza sonora ed equilibrio fra i vari registri, ritenuto a tutt'oggi dagli esperti il migliore Nacchini conservato in maniera esemplare. Quanto di meglio non potesse attendersi Ilaria Campeotto, giovane organista invitata a dare avvio al programma di serata con la toccata in Mi minore di Mattias Weckmann. Con Ilaria un ensemble con il tenore Damiano Vanzo, la soprano Raffaella Peressin, le violiniste Simonetta Fumiato, Linda Zamparo, Francesca Fumi e il violoncellista Marco Delle Vedove. Oltre a Mattias Weckmann, il repertorio comprendeva musiche di Handel, Frescobaldi, Swelling, Gounod, Gabrieli, Giovan Battista Candotti e Rosso. Lo sport con la conclusione oggi della città di Tarvisio, Tennis Cup, vediamo com'è andata. Nonostante il maltempo abbia più volte messo i bastoni tra le ruote, la settimana sulla terra rossa di Treviso si è conclusa oggi con un raggio di sole a illuminare la finalissima. Sulla Val Canale sventola la bandiera rumena con il merito di una maestosa Cristina Dinu che con l'ennesima prestazione da urlo ha conquistato il titolo della città di Treviso Tennis Cup. L'atleta nativa di Bucarest ha sgretolato la nota caparbietà della rivale, la brasiliana Gabriela Ce, a suoni vincenti e accelerazioni, imponendosi con un netto 6-2, 6-0 che non ammette repliche e aggiudicandosi così la 7ª edizione del torneo professionistico ITF con montepremi di $25.000. Cristina Dinu a fine partita ha ricevuto i complimenti da parte della connazionale Simona Halep, già numero 1 al mondo, con la quale la neoregina di Tarvisio si è allenata più volte. La Dinu ha detto: è la prima volta che vengo qui e mi sono sentita a casa, spero di tornare il prossimo anno. Durante le premiazioni non sono mancati momenti di commozione nel ricordo di Mariano Malfitana, pilastro del tennis tarvisiano e più in generale dello sport locale, mancato lo scorso aprile a causa del Covid. Manca ormai poco l'avvio delle Olimpiadi e tra i 17 arbitri che dirigeranno il torneo olimpico di pallavolo c'è anche un udinese, Daniele Rapisarda, al coronamento di una lunga carriera internazionale. Dopo una lunga attesa, perché in realtà a me la designazione è arrivata a fine gennaio dell'anno scorso, andare a Tokyo vuol dire il coronamento di una carriera, di un sogno, perché quando si inizia le Olimpiadi sono per tutti il traguardo ideale, irraggiungibile alla fine, perché uno pensa, chissà, ne va ogni 4 anni, ne va forse uno, figurati. E invece in questo caso parrebbe vero, dico parrebbe perché alla fine dal 30 gennaio, che mi è arrivato mi pare, di 29-30 di gennaio del 2020 ad adesso è passato 1 anno e mezzo, eravamo in 20 all'inizio, poi siamo diventati in 16, quindi ne hanno tolti 4, e poi ne hanno raggiunto 1, siamo 17 adesso. Quindi anche lì tutte le volte è stata abbastanza sofferta. La Federazione Mondiale sceglie un numero di arbitri congruo rispetto alle partite che si giocheranno, e poi fa una selezione su quelli che sono gli arbitri mondiali. Hai un percorso, ti accorgi di essere al centro della loro attenzione. Io ho fatto 2 mondiali, prima ho fatto un mondiale Under 23, poi ho fatto la World Cup, che è il torneo che viene giocato ogni 4 anni, che qualifica le squadre, alcune 2 squadre per le Olimpiadi. Ho fatto gli spareggi nel 2016 in Africa e nel 2020 in Europa. Sono tornei particolarmente logoranti, non solo per i giocatori, che giocano molte partite ravvicinate, ma anche per gli arbitri, con la differenza che i giocatori hanno un giorno sì, un giorno no, gli arbitri arbitrano tendenzialmente tutti i giorni, con qualche giorno di pausa, ma una ventina di giorni così sono pesanti.
Ed è tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.